Presentato stamani a Porto Empedocle presso la Torre Carlo V la campagna di raccolta e rimozione dei rifiuti in mare, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. L'iniziativa, curata da Federagripesca di Confcooperative in collaborazione con il Servizio Quarto del Dipartimento Pesca Mediterranea nella misura POFEAMP della Regione Siciliana e il FLAG, Isole e l'Azzurro tra Salinunte, Sciacca e Vigata. È fondamentale perché riprende un tema molto caldo e molto presente, che è quello delle condizioni dei nostri mari sotto l'aspetto ambientale. Ormai di tutti i giorni lo vediamo in quasi tutte le trasmissioni delle televisioni di mezzo mondo. Il mare non sta bene perché si parla di mare di plastica, ma come se fosse accaduta adesso, ma è una cosa che ci riportiamo ormai da parecchio tempo. Quindi questo impegno che la nostra federazione, la nostra associazione Confcooperative mette in atto attraverso i fondi strutturali è proprio quello di sensibilizzare il ceto peschereccio, che magari sarà una piccola parte, perché se pensiamo ai grandi mari pensiamo al traffico marittimo e a quello che succede nel mare, ma la pesca è un granello di sabbia in un mare, però la sensibilizzazione parte da là. Quindi sensibilizzare inoltre verso una gestione consapevole dello smaltimento dei rifiuti e del trattamento dei rifiuti. Adesso abbiamo il decreto Salvamare che finalmente è stato approvato al Senato, ancora abbiamo qualche problema, ma ci dà una mano d'aiuto sulla collocazione dei rifiuti, che attraverso le amministrazioni comunali, attraverso la possibilità di fare delle isole ecologiche, si può cercare in qualche modo di dare una mano d'aiuto ai pescatori che di fatto invece di rigettare in mare il rifiuto lo portano a terra e lo possono smaltire per le vie urbane. Come presidente di Federagripesca, l'iniziativa oggi è a Porto Empedocle, ma viene ramificata in diverse parti della Sicilia. Sì, abbiamo scelto il canale di Sicilia, questa parte del canale di Sicilia dove c'è un ceto peschereccio importante. Stamattina siamo qua a Porto Empedocle, oggi saremo a Sciacca e domenica mi pare saremo a Menfi, ma non finisce qua perché anche nella nuova programmazione ci sono misure che sono a tutela dell'ambiente, quindi ripeto non ci stiamo prendendo il titolo di quelli che vogliono pulire il Mediterraneo, ma una gestione consapevole passa attraverso l'informazione, quindi è quella che stiamo cercando di dare un po' in giro. Sta soffrendo il nostro mare, stanno soffrendo tutti i mari e gli oceani del mondo, è necessario intervenire a terra per far sì che ciò che già è arrivato a mare diminuisca o comunque sia via via annullato. Quello che c'è in mare ha tempi di decomposizione lunghissimi e ancora continuano lì a porto, soprattutto con gli attrezzi da pesca che vengono abbandonati o comunque persi in mare e devono essere recuperati perché continuano la loro nefasta azione sull'ambiente marino, ostacolano la pesca ma soprattutto comportano dei danni e delle variazioni ambientali sotto l'aspetto di quella che è l'espressione della biodiversità di ogni singolo ambiente marino, e quindi necessariamente dobbiamo cercare di diminuire questo nefasto, questo effetto negativo sull'ambiente. Come si svolgerà la campagna? La campagna essenzialmente prevede la collaborazione con l'organo marittimo, con l'autorità marittima, e in questo caso con i COGEPA, cioè con i consorzi di gestione della pesca artigianale, si chiameranno ancora così per un certo periodo, comunque queste aggregazioni di pescatori, perché in realtà il FEAMP con la misura 140 vuole far sì che si sensibilizzi in generale l'opinione pubblica, in particolare i protagonisti della pesca, e quindi chiamiamoli genericamente pescatori armatori, i quali devono, oggi la normativa li agevola, e far sì che il recupero di ciò che è il rifiuto marino, il marine litter, sia in qualche modo portato a terra e trattato. Nel caso specifico per le reti fantasma invece l'ausilio è quello del subacqueo e delle attrezzature in grado di recuperare questi grandi attrezzi da pesca abbandonati e anche i piccoli, portarli a terra per poi essere smaltiti nel modo più adeguato.
quanto è importante sensibilizzare i pescatori sulla pulizia del mare. Insomma, oggi Porto Empedocle è protagonista di questo convegno. Sì, oggi si tiene qua a Porto Empedocle, in questa location che è la Torre Carlo V, un convegno particolarmente importante che riguarda la sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente marino in particolare. Vorrei sottolineare che è partecipato dai pescatori, ma riguarda l'intera generazione, soprattutto i ragazzi, per fare in modo che si capiscano le regole del rispetto del mare e dell'ambiente in generale. Oggi affrontiamo il problema dell'inquinamento marino, visto che molto spesso non ci rendiamo conto che i gesti quotidiani ogni giorno, il buttare una lattina di Coca-Cola o una bottiglia di vetro in mare non è semplicemente un gesto così semplice, ma ha ripercussioni che si protraggono negli anni e che poi alla fine determinano un inquinamento e il depoporamento delle risorse marine. Questo è un evento particolarmente importante perché dà la possibilità a noi da una parte, agli operatori economici della pesca, di capire come funziona il meccanismo e di dare anche una mano loro indirettamente nel momento in cui sono nelle fasi di pesca, di portare a terra quello che recuperano tra le reti, perché molto spesso nelle reti da pesca, oltre al pescato, vi sono anche molta spazzatura, bottiglie di plastica, copertoni o altro materiale che è, come dire, gli elementi che finiscono in mare o volontariamente o accidentalmente, ma che stanno determinando un ambiente e condizionando l'ambiente marino in modo particolare. Quindi in questo momento abbiamo questo grande compito di sensibilizzare partendo dal porto, dagli operatori economici, ma è chiaro che questo messaggio lo dobbiamo veicolare anche nelle scuole, nei ragazzi che sono le generazioni future. Un'iniziativa sicuramente di grande interesse, questa della pulizia del mare, che state portando avanti? Sì, noi assieme a Confecooperative abbiamo ritenuto che questa iniziativa fosse sicuramente far crescere il territorio, infatti noi come Flaghi abbiamo l'obiettivo di valorizzare il territorio e quindi assieme alle Confecooperative abbiamo supportato questa iniziativa che sarà prevista in 3 territori, specificamente Porto Empedocle, Sciacca e Menfi, con il coinvolgimento di tutta la marineria delle 3 zone. Molto importante ed è importante ricordare il ruolo che la pesca assolve non solo nel nostro paese ma nell'Italia tutta. Il discorso è quello di fare in modo che il nostro mare resista ai rischi dell'inquinamento, all'ammaloramento che si produce spesso a suo danno, e i pescatori che di mare vivono sono sicuramente un punto di riferimento importante, perché conoscono il mare, sanno come intervenire e possono, in materia di rifiuti lo stiamo verificando, possono sicuramente dare un apporto decisivo per la vita del mare, per la sua salute.